Il programma di sviluppo rurale Veneto 2014-2022 fa parte della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile e inclusiva del settore rurale. Sono più di 1 miliardo e 500 milioni di euro i fondi stanziati dall'Unione Europea, dalla Regione del Veneto e dallo Stato italiano. Di questi, più di 1 miliardo e 100 milioni di euro sono stati già erogati, pari al 73% delle risorse programmate. Attraverso il programma, la Regione del Veneto ha finanziato oltre 57.000 domande. Per fornire un supporto concreto alle imprese, sono stati finanziati oltre 5.000 interventi di investimento aziendale, per un sostegno complessivo di 347 milioni di euro. Uno dei principali obiettivi del fondo è incentivare la formazione degli agricoltori con un sostegno di oltre 23 milioni di euro. Sono stati più di 77.000 i partecipanti alle attività formative. Un altro degli obiettivi del programma è favorire il ricambio generazionale. Sono stati oltre i 2.300 i giovani agricoltori inseriti nelle aziende agricole presenti sul territorio veneto. Per favorire la preservazione, la valorizzazione e il sostegno degli ecosistemi, sono stati erogati aiuti per 453 milioni di euro. Oltre 98.000 ettari di terreni sono stati gestiti con pratiche favorevoli alla biodiversità e al paesaggio, pari al 12,2% della SAU regionale. Ben 88.000 ettari sono stati oggetto di contratti di gestione che mirano a ridurre le emissioni di gas serra e ammoniaca, pari al 10,9% della SAU regionale. In 96.000 ettari di terreni il consumo di acqua è stato razionalizzato e gestito, coprendo l'11,9% della SAU regionale. Infine, quasi 22.000 ettari di terreni sono stati interessati da investimenti finalizzati al risparmio irriguo, pari al 9,1% dei terreni serviti da irrigazione strutturata. Per supportare le aree montane sono stati stanziati 538 milioni di euro, finanziando complessivamente più di 12.000 domande. Infine, per sostenere lo sviluppo dei territori rurali con fragilità, sono stati finanziati più di 1.500 progetti, con un sostegno di 74 milioni di euro.